fatto una bellissima partita, com'è andata? Ecco. La partita è partita subito, diciamo, molto difficilmente, eravamo sempre lì gol a gol, è stata un'ottima partita, ci siamo difesi molto bene, devo ringraziare la difesa perché ha fatto un ottimo lavoro e poi in attacco è stata strepitosa, quindi un bel 10 direi. Ecco, su rigore ho visto che hai intuito dove avrebbe tirato il giocatore, sapevi già, insomma l'avevi un po' studiato oppure hai detto io mi butto di là e vediamo cosa succede? Allora, diciamo che solitamente mi butto quasi sempre in quella posizione a destra, però lui quando fa rigore diciamo che la tirava sempre lì e stavolta è andata bene, diciamo. A Lavagna più cinici, più puliti, più freschi, più lucidi in ogni azione, molto equilibrio all'inizio, anzi meglio noi comunque, io avevo la sensazione di stare meglio, ma tutti gli episodi sempre mai sfruttati al momento giusto per andare avanti, loro invece molto cinici, ci ha sempre punito quando non dovevano, quando l'inerzia della partita era decisamente nostra, quando stavamo meglio andare sopra, non siamo stati premiati, non siamo stati capaci di girare gli episodi a nostro favore e Lavagna ha vinto meritatamente. Sabato vi aspetta un altro scontro diretto ad Ancona contro la Vellanuota Ancona e probabilmente decisivo per i playoff. Ecco, come la vedi dopo questa bella vittoria, dopo questa bella prestazione? Ancona ha perso di 1 a Camogli, non so bene come sia andata, ma mi sembra sia stata una partita che l'Ancona ha lottato fino all'ultima palla e è stato in vantaggio per molto tempo, quindi è una squadra che dimostra di essere in palla come lo dobbiamo essere tutti quelli che vogliamo ambire a una certa posizione, quindi mi aspetto una battaglia e sicuramente andando a vincere ad Ancona, poi non è per niente matematico, però sicuramente fai un grosso balzo avanti e poi confermando le prestazioni anche nelle successive 2 partite con Como e Sturla sicuramente poi puoi andare ai playoff, quello è innegabile.